Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi rifletteremo su una qualità caratteristica della vita familiare che si apprende fin dai primi anni di vita: la convivialità, ossia l'attitudine a condividere i beni della vita e ad essere felici di poterlo fare. Ma condividere, saper condividere, è una virtù preziosa. Il suo simbolo, la sua icona, è la famiglia riunita intorno alla mensa domestica, la condivisione del pasto e dunque, oltre che del cibo, anche degli affetti, dei racconti, degli eventi, è un'esperienza fondamentale. Quando c'è una festa, un compleanno, un anniversario, ci si ritrova attorno alla tavola. In alcune culture è consuetudine farlo anche per un lutto, per stare vicino a chi è nel dolore per la perdita di un familiare. La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti. Se in famiglia c'è qualcosa che non va o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito. Una famiglia che non mangia mai quasi insieme, o in cui a tavola non si parla, ma si guarda la televisione o lo smartphone, è una famiglia poco famiglia. Quando i figli a tavola sono attaccati al computer e al telefonino e non si ascoltano fra loro, questo non è famiglia, è un pensionato. Il cristianesimo ha una speciale vocazione alla convivialità. Tutti lo sanno. Il Signore Gesù insegnava volentieri a tavola e rappresentava talvolta il regno di Dio come un convitto festoso. Gesù scelse la mensa anche per consegnare ai discepoli il suo testamento spirituale. Lo fece a cena, condensato nel gesto memoriale del suo sacrificio, dono del suo corpo e del suo sangue, quali cibo e bevanda di salvezza che nutrono l'amore vero e durevole. In questa prospettiva possiamo ben dire che la famiglia è di casa alla messa, proprio perché porta all'Eucaristia la propria esperienza di convivialità e la apre alla grazia di una convivialità universale dell'amore di Dio per il mondo. Partecipando all'Eucaristia, la famiglia viene purificata dalla tentazione di chiudersi in se stessa, fortificata nell'amore e nella fedeltà e allarga i confini della propria fraternità secondo il cuore di Cristo. In questo nostro tempo segnato
da tante chiusure e da troppi muri, la convivialità generata dalla famiglia e dilatata dall'Eucaristia diventa un'opportunità cruciale. L'Eucaristia e le famiglie da essa nutrite possono vincere le chiusure e costruire ponti di accoglienza e carità. Sì, l'Eucaristia di una Chiesa di famiglie, capaci di restituire alla comunità il lievito operoso della convivialità e dell'ospitalità reciproca, è una scuola di inclusione umana che non teme confronti. Non ci sono piccoli, orfani, deboli, indifesi, feriti e delusi, disperati e abbandonati che la convivialità eucaristica delle famiglie non possa nutrire, rifocillare, proteggere e ospitare. La memoria delle virtù familiari ci aiuta a capire. Noi stessi abbiamo conosciuto e ancora conosciamo quali miracoli possono accadere quando una madre ha sguardo e attenzione, accudimento e cura per i figli altrui, oltre che per i propri. Fino a ieri bastava una mamma per tutti i bambini del cortile e ancora sappiamo bene quale forza acquista un popolo in cui i padri sono pronti a muoversi a protezione dei figli di tutti, perché considerano i figli un bene indiviso che sono felici e orgogliosi di proteggere. Oggi molti contesti sociali pongono ostacoli alla convivialità familiare. È vero, oggi non è facile. Dobbiamo trovare il modo di recuperarla. A tavola si parla, a tavola si ascolta. Niente silenzio, quel silenzio che non è il silenzio delle monache, è il silenzio dell'egoismo, ognuno alla sua, o alla televisione o al computer, e non si parla, no, niente silenzio. Recuperare quella convivialità familiare, pur adattandola ai tempi. La convivialità sembra sia diventata una cosa che si compra e si vende, ma così è un'altra cosa. E il nutrimento non è sempre il simbolo di una giusta condivisione dei beni, capaci di raggiungere chi non ha né pane né affetti. Nei paesi ricchi siamo indotti a spendere per un nutrimento eccessivo e poi lo siamo di nuovo per rimediare all'eccesso. E questo affare insensato distoglie la nostra attenzione dalla fame vera del corpo e dell'anima. Quando non c'è convivialità, c'è egoismo. Ognuno pensa a se stesso. Tanto più che la pubblicità ha ridotta a un languore di merendine e a una voglia di dolcetti, mentre troppi fratelli e sorelle rimangono fuori dalla tavola. È un po' vergognoso, no?
Guardiamo al mistero del convito eucaristico. Il Signore spezza il suo corpo e versa il suo sangue per tutti. Davvero non c'è divisione che possa resistere a questo sacrificio di comunione. Solo l'atteggiamento di falsità, di complicità con il male può escludere da esso. Ogni altra distanza non può resistere alla potenza indifesa di questo pane spezzato e di questo vino versato, sacramento dell'unico corpo del Signore. L'alleanza viva e vitale delle famiglie cristiane che precede, sostiene e abbraccia nel dinamismo della sua ospitalità le fatiche e le gioie quotidiane, coopera con la grazia dell'Eucaristia che è in grado di creare comunione sempre nuova con la sua forza che include e che salva. La famiglia cristiana mostrerà proprio così l'ampiezza del suo vero orizzonte, che è l'orizzonte della Chiesa Madre di tutti gli uomini, di tutti gli abbandonati e gli esclusi in tutti i popoli. Preghiamo perché questa convivialità familiare possa crescere e maturare nel tempo di grazia nel prossimo Giubileo della Misericordia. Grazie.